È stata una vigilia di Natale ricca di appuntamenti per la parrocchia San Nicola di Fontanelle guidata da Don Andrea Militello. Tanti i momenti che hanno visto catechisti e ragazzi impegnati tra novene e attività varie. Dopo la festa in onore del patrono San Nicola, il 6 dicembre, si festeggerà l'Epifania con l'arrivo dei Maggi. Tra gli appuntamenti in parrocchia la festa dei mestieri, organizzata in collaborazione con il comitato di quartiere Fontanelle Insieme. La casa di Babbo Natale è stato l'appuntamento che ha consentito di scoprire la storia di San Nicola, la cui figura ha dato origine proprio alla tradizione di Babbo Natale. Sono stati i catechisti a spiegare ai ragazzi chi è stato San Nicola, uno dei santi più popolari del cristianesimo, protettore specialmente dei bambini, oltre che dei marinai. Sono decine in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, le chiese a lui dedicate e sono tantissime le località in Europa delle quali San Nicola è il patrono. Anche il quartiere agrigentino di Fontanelle gode della protezione del santo. Tornando agli appuntamenti per il Natale in parrocchia, dal 14 dicembre è aperta una mostra dei presepi realizzati dai ragazzi del quartiere. Anche questa una bella iniziativa. Nella lettera ai parrocchiani, il parroco Don Andrea ha scritto che ognuno deve fare la sua parte e ognuno è chiamato a dare risposta dopo aver ascoltato, riflettuto e meditato sul proprio sentirsi ed essere parte di una comunità.